can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction because I tried, and I tried, and I tried, and I tried. I can't get no, I can't get no. When I'm watching my TV and a man comes on and tells me how white my shirts can be, but he can't be a man 'cause he doesn't smoke the same cigarettes as me. I can't get no, no, no. Hey, 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 that's what I say. I can't get no satisfaction. I can't get no good reaction 'cause I tried, and I tried, and I tried, but I tried. I can't get no, I can't get no. When I'm riding round the world and I'm doing this and I'm signing that and I'm trying to meet some girl. They tell me, baby, better come back maybe next week. Come and see I'm on a losing streak. I can't get no, 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 no. Hey, 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 that's what I say. I can't get no, I can't get no, I can't get no satisfaction, no satisfaction, no satisfaction, no satisfaction. Allora, rieccoci in onda, ma per poco, poi riapriremo le linee. Intanto, se volete intervenire, potete farlo su quello che abbiamo detto con Andrea Lombardi poco fa o su tutto quello che volete affrontare, dire, parlare, pensare, esprimere e via dicendo. Non c'è tema preciso, tutto quello che vi viene in mente potete dirlo. Siamo ad agosto, c'è la libertà assoluta, perlomeno qui. Intanto, però, abbiamo bisogno di un'altra piccola pausa per motivi che non posso dire, quindi non li dico. Il 20 agosto 1666, passiamo dai Rolling Stones, sentite un po' che roba, nasce a Bruxelles niente po' di meno che Alphonse Dev. Voi direte chi è? E in effetti non lo conosce nessuno, è un compositore barocco fiammingo dei Paesi Bassi spagnoli, di cui ascoltiamo uno splendido, meraviglioso, fantastico, incredibile mottetto a 5 voci e 6 strumenti. Sentite che raffinatezza, dai Rolling Stones ad Alphonse Dev. Ma dove la trovate una radio così?
consumit anima mea precordia, anima mea, consumit anima mea precordia, consumit anima mea, consumit anima mea precordia. Allora, rieccoci, che meraviglia ragazzi, che roba bella che si ascolta su questa radio. Allora, abbiamo una prima pagina dell'ANSA che parla di uno scontro a Trento tra treno merci e regionale, sospesa la circolazione sul Brennero, e poi per maltempo un'auto nel torrente a Enna ha trovato il corpo del disperso, piogge su Milano, preoccupa il Lambro, allerta arancione su Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, calo delle temperature. Dopodiché Medio Oriente, il ministro della difesa israeliano Katz approva il piano per l'occupazione di Gaza City, denuncia di Hamas, quasi 19.000 bambini uccisi da IDF, l'esercito israeliano, cioè dagli ebrei, con la E maiuscola, ebrei. E intanto abbiamo una telefonata, vi ricordo che le linee rimangono aperte, abbiamo tanta bella musica ancora, pochissimo tempo, per cui telefonate veloci, tanta musica che la voglio sparare tutta, anche se non ascoltiamo tutti i brani, se no arriviamo alle 12.30, e però voi potete intervenire in qualsisimo momento allo 02 92 94 7222 via WhatsApp al 340 6709 659 340 6709 659. Pronto? Sì, ciao Giulio, sono Walter. Ciao Buongiorno. Walter, buongiorno. Ciao, buongiorno a te, bentornato, e mi fa piacere che sia tornato a Onda Libera, se anche se per poco. Per tanto non c'è certezza di nulla, non so, magari per poco o per sempre, chi lo sa, vedremo. Esatto, come mi gira faccio. Lo diceva Dante, forse, del Dimano del certezza. Come mi gira faccio, lo dico io, come mi gira faccio finché si può. Finché si può. E questa è la nostra fortuna, di avere Giulio che come gira fa, di avere Andrea Lombardi che come gli gira fa. Quindi quello che dicevate prima, sì, con Lombardi, tutto abbastanza chiaro per chi ha orecchie per intendere. Quando dicevate perché i giornalisti sono schierati tutti da una parte, io la interpreto così. Da una parte, dall'altra, da varie sì, però parti. Sono sempre schierati. Appunto. È perché hanno una divisa e si schierano e sanno che dietro di loro hanno un esercito. I tiratori liberi non esistono più se non tu, Antonino, Lombardi, e poi ce ne sono anche altri di tiratori liberi, persone libere, attenzione, libere quanto possibile, insomma, perché comunque poi la censura ti colpirà sempre. Tu potrai essere libero quanto vuoi, ma alla fine parlerai a un pubblico ristretto. Certo. L'esercito con la divisa ti mette tranquillità. Allora, Andrea Lombardi fa 183.000 iscritti, che non è pochissima roba, non è non è male, sì, però chiaramente è un peso piccolo, è un pesce piccolo, è ovvio. Beh, un pesce piccolo mica tanto, perché se metti che il Corriere della Sera quante copie vende? 90.000, 70.000. Esatto, allora vuoi che in due legano il Corriere della Sera? Però fa parte dell'universo dominante il Corriere della Sera, Sì, d'accordo. Se sei a bordo della corazzata, quello lì c'è la canoa. Hai ragione, però la canoa è molto più agile e si può manovrare meglio. Ma io sono d'accordissimo con te, sì. Con te. No, niente, volevo solo dire che quello che è stato detto è tutto perfetto, e ricordo sempre ai cattolici cristiani che ci ascoltano che Gesù dai suoi apostoli era chiamato Rabbi ed era un ebreo di religione ebraica. Ma pensa a te che roba, è un fatto quello lì, è meglio non parlarne perché è un fatto. Comunque, grazie Walter. Ciao Giulio. Ciao Luciana, la saluto, grazie che mi hai fatto conoscere tempo addietro Andrea Lombardi, che stimo profondamente, scrive Luciana, che saluto con grande affetto. Intanto credo che abbiamo altre telefonate, le passiamo subito, però veramente sintetici, vi prego, se riuscite, meglio. Pronto? Pronto? Buongiorno, prego. Sì, sono Marco da Settimo Torinese, saluto tutti gli ascoltatori e volevo solo dire una cosa. Io ho smesso di credere alla narrazione mainstream su Gaza quando hanno smentito
perché è uscito il video satellitare che dimostrava quel famoso ospedale che Sì. tutti dicevano bombardato Sì. da Israele, e invece era stato un missile di Hamas, come dimostrato poi da un video satellitare. Ecco, da lì io ho smesso di credere ad ogni narrazione mainstream su Gaza. Infatti, secondo me, tante cose non sono vere. No, O ma meglio, allora ti invito a farti un giro. Addirittura essere costruite da Hamas. Allora io ti invito a farti un giro sul profilo, sul canale YouTube di Andrea Lombardi che avevamo poco fa. Guarda che lì ci sono tutti i riferimenti fattuali precisi, no? Sono fatti che c'è una larghissima parte di Gaza che vive normalmente, punto. No? Poi può piacere un po' o non piacere, è un altro discorso, ma quello è un fatto. Un fatto. Allora, grazie anche a te. C'è un'altra telefonata, io ti ringrazio e passiamo alla prossima chiamata 02 92 94 7222. Pronto? Ciao, sono Marco da Mantova. Caro Marco, buongiorno. Un veloce commento a quanto avete detto che praticamente siamo sotto censura, ma più che altro non è che Hamas ha vinto a livello mediatico, semplicemente l'Europa è in mano ai musulmani. Lo hanno fatto con molta calma, partendo dagli anni 70, quando c'è stata la crisi petrolifera, e guarda caso i musulmani stanno comprando catene alberghiere, pezzi d'Italia anche in Sardegna, stanno entrando nelle nostre aziende, e quindi voi a Milano avete... hai voglia, Porta Nuova. Ecco, avete Porta Nuova, quindi non è che Hamas ha vinto a livello mediatico, ci siamo semplicemente piegati all'Islam, e ha ragione quando Antonino ci suggerisce di leggere Sottomissione di Welbeck e altri libri. Chiudo dicendo che o ci svegliamo, perché tantissima gente non si rende ancora conto di quello che sta accadendo, o altrimenti devo dare ragione a quella estremista di mia moglie che dice: nel giro di 20 anni noi donne gireremo con il burqa. Ciao, ti saluto. Ti saluto, io non so se Islam ha vinto o compagnia bella. Quello che mi sembra che stia vincendo è la mentalità islamica. Allora, depuriamolo dall'aspetto religioso. Chiunque voglia documentarsi su quello fa una bella cosa. Si legge il Corano, magari si compra 2 o 3 traduzioni. Io l'avevo fatto tanto tempo fa perché non mi fidavo totalmente di nessuna, però gira e rigira, poi alla sostanza ci arrivi. Ti leggi il Corano e ti fai una bella, chiarissima idea di che cosa vuol dire la mentalità coranica islamica. Una roba abominevole per chi è nato in Italia, in Europa, per chi è cresciuto con determinati valori di fondo. Abominevole. E come mentalità, ripeto, non sto parlando dell'aspetto religioso perché lì entriamo in un altro discorso, non mi voglio esprimere, non è che non ho un'opinione, ne ho una chiarissima sull'aspetto religioso. Hanno praticamente desunto tutto da quello che sono venuti prima, la Bibbia e i Vangeli, dopodiché li hanno rielaborati e shakerati sulla base di quello che è stato la trovata molto geniale del profeta, il quale ha detto: arrivo io e rishakero tutto da capo perché mi serve per fare delle cose molto pratiche, politiche, pratiche, militari, guerresche. Questa è la mia opinione. Del resto, quello che ha vinto è la mentalità, per questo dico leggetevi il Corano, la mentalità, i valori di fondo che vengono fuori da un testo che hanno a che fare perfettissimamente con quella assenza di libertà, con la censura, con la sottomissione, tutti i vocaboli che abbiamo usato prima, che è il tratto dominante ormai delle nostre democrazie fondamentalmente. Quelli che escono fuori da questi binari molto rigidi, da questa mentalità, e la mentalità in quel senso ha vinto sicuramente. Allora se la passano male. Comunque ragazzi, facciamola corta perché c'è tanta bella musica da ascoltare. Adesso facciamo proprio delle iniezioni da 20-30 secondi l'una, quindi chiedo la collaborazione massima dell'ottimo Francesco in regia, perché basta chiacchiere, adesso solo musica per tirarci su di morale, si fa per dire. Allora, abbiamo ascoltato il compositore barocco fiammingo Alphonse Dauv, adesso andiamo in Francia, qualche annetto dopo, il 20 agosto del 1720 nasce a Versailles, niente proprio di meno, Bernard de Bury, musicista, compositore. Qui ascoltiamo una sua suite in Mi maggiore al clavicembalo, Luca Quintavalle.
Per chi fosse interessato, Bernard de Bury, e lo trovate sulle varie piattaforme. Ma il 20 di agosto del 1905 nasceva anche, in quel di Vernon, Texas, Stati Uniti d'America, Jack T. Garden, trombonista jazz, il quale ha suonato con Louis Armstrong per diversi anni, è stato anche cantante e direttore d'orchestra. Qui ascoltiamo un brano, I Guess I'll Have to Change My Plan. Mi sa che devo cambiare i miei piani. Salutiamo anche Jack T. Garden, che nasceva oggi, 20 agosto 1905, e per così dire da un trombone all'altro, come direbbe chi leggesse gli editoriali dei vari giornali. Da un trombone all'altro, nel senso che il 20 agosto del 1926 nasceva Frank Rosolino, di chiare ascendenze italiane, a Detroit, Michigan, sempre Stati Uniti. Anche lui un trombone, o meglio, anche lui suonava il trombone. Se fosse un trombone non lo sappiamo, però suonava il trombone. Lo ascoltiamo qui in un brano composto da Jerome Kern, uno dei grandi nomi della musica americana, nel 1939, la celeberrima All the Things You Are. E a noi Frank Rosolino ci piace tanto al punto che ascoltiamo anche la magnifica versione che egli ci offre di Corcovado, il celebre pezzo di Antonio Carlos Jobim, con il quale ci salutiamo in perfetta letizia. Buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca, sentitevi qualche roba. Frank Rosolino nasceva oggi, il 20 agosto del 1926, Detroit, Michigan, USA. Corcovado, Antonio Carlos Jobim per il trombone di Frank Rosolino. Quel trombone, come direbbe Totò, di Frank Rosolino.